che inizia oggi questa lunga camminata della campagna per le elezioni europee. Lo fa come è chiaro, con entusiasmo, con passione, probabilmente anche con un pizzico di paura. Del resto entusiasmo, passione e paura sono caratteristiche connaturate in quella spontaneità e in quell'energia che ha dimostrato. Deborah Serracchiani, come la vita può cambiare, insomma, con un discorso, e si aspettava tutto questo successo? No, assolutamente no, infatti mi sembra ancora incredibile sinceramente. A volte penso che magari se fossi andata in scampagnata a Roma sarebbe stato meglio. Comunque no, non tornerei indietro perché sono molto contenta di tutto quello che sta succedendo adesso. Perché il Partito Democratico ha perso la sua sfida? Perché non è riuscito ad essere un partito. Non è bastato mettere insieme le classi dirigenti e lavorare su un programma, bisogna anche che quel programma poi prenda vita e purtroppo è mancata a volte la convinzione. Che bisogna cambiare la mentalità della classe dirigente. Come si può attuare questo cambiamento? Ma sicuramente dando spazio ai giovani, il che non basta perché bisogna anche avere dei giovani competenti, preparati, che si formino, che credano in questo partito, ma che siano anche in grado di essere competitivi nella società. Quindi ci vogliono sì dei giovani, ma ci vogliono anche delle persone che abbiano la volontà di andare avanti, a prescindere dall'età anagrafica. Adesso sei candidata per l'Europa, ti senti preparata per la campagna elettorale e per il futuro? Beh, insomma, sto studiando, mi impegnerò, come in tutte le cose che faccio, mi impegnerò di più, però credo di avere le competenze giuste, questo sì, sia per quanto riguarda la conoscenza delle lingue, sia anche per quanto riguarda la mia competenza professionale che intendo portare in Europa. Quando incontri le persone, la gente, cosa ti dicono? Beh, mi dicono di non mollare, di andare avanti, di non cambiare soprattutto e di non farmi trascinare nel vortice della politica, insomma, di rimanere sempre me stessa. Cambiamento, giovani, però occorrono anche persone preparate appunto a prendere gli incarichi. Oggi come oggi il Partito Democratico però non punta molto sui giovani. Come si fa a prepararli? Il Partito Democratico sta facendo anche della formazione che è molto importante, bisogna però coinvolgere di più, se si riesce, i circoli, magari anche mettendoli in rete, in modo da aprire un dibattito, un confronto anche da casa, che insomma può essere a volte la soluzione, perché magari non si riesce per problemi di lavoro o di studio a raggiungere sempre Roma o altre località che vengono indicate dal partito. Lavorare da casa e mettere i circoli in rete potrebbe essere la soluzione. Uno slogan per la campagna elettorale per l'Europa quale sarà? Credo che sia importante che l'Italia finalmente decida di essere in Europa, con tutte le sue competenze e con tutte le persone necessarie.